Pensiero del giorno, lunedì 29 luglio. Prendersi cura del creato. Dio non ha creato solo noi, ma anche l'universo che ci circonda. Dobbiamo pensare che viviamo di tutto ciò che è fuori di noi nella natura. Se respiriamo l'aria che ci circonda. Se mangiamo ciò che è fuori di noi. Se tocchiamo ciò che ci circonda, cioè tutte le cose create. Ecco perché proviamo questo amore profondo per la natura che è così bella. Ci aiuterà a capire meglio la nostra fede. Poiché siamo figli di Dio, creati da Dio, che ha creato anche l'universo, non possiamo fare del male a un albero o al mare. Ci sentiamo in un certo senso come San Francesco, fratelli e sorelle di tutti. Per San Francesco, il cantico delle creature non era sentimentale o poetico, era una realtà teologica. Egli si sentiva veramente fratello di tutte le creature. Testo di Chiara Lubich. Parola di vita. Luglio 2024. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.